presentare Beppi De Marzi. Io credo che non si possa presentare Beppi De Marzi. Beppi De Marzi, a mio avviso, va solo presentato con grande e caloroso applauso. Cominciamo con la musica, un andante che ha la particella più piccola della musica, che si chiama inciso, che è fatta di 3 note. Qui 1, 2, 3, che nei metri greci si dice tribraco, figuratevi dire tribraco di questa poesia, ed è sdrucciolo, bisdrucciolo, diciamo pure guardami, sdrucciolo. Questo è un andante di Vivaldi che ci aiuta a iniziare questo incontro stasera. C'è perfino l'aria condizionata e stiamo bene. Grazie Silvio, prego. Sono i violini che suonano e fanno così. È una melodia senza fine che è impostata proprio sul più piccolo inciso della musica fatto di 3 note. Ed è sdrucciolo perché l'accento è sulla prima nota. Vivaldi è stato maestro anche di questo. E si può dire, e qui leggo, quanta musica e quanta malinconia. Ma dalla malinconia viene la bellezza sempre. E quanta Venezia. Vivaldi era conosciuto e amato, amatissimo in tutta Europa. Aveva fatto 3 viaggi solo, uno ad Amsterdam, uno a Vienna e non si sa perché, però era andato forse ad assaggiare e poi era andato nella Bassa Padana alla corte di un principe, ma non si è trovato tanto bene. Ecco, attraverso la sua musica si capiva però il mare, la laguna e quella porzione di Veneto fatta di canali naturali, è questa la porzione di Veneto che amava e che ci stordisce per bellezza, di gente tranquilla e laboriosa. Di Venezia si ascoltavano l'amore, la poesia, le lacrime, le gelosie dei ricchi, le tenerezze, le passioni, i riflessi dell'acqua, gli orizzonti dei campi. Sapete che i veneziani tutto ciò che non è città lo chiamano campagna. Noi siamo campagna, siamo la campagna più bella alle spalle di Venezia, guardando ponente, le forme degli alberi che i veneziani conoscono poco e il senso del mistero di quella città, anche della fede, la fede esibita nell'infinità delle chiese e dei campanili. Quante chiese a Venezia e ora sono vuote. E poi i profumi dei fiori,
non ci sono mai tanti fiori a Venezia, e la scostante bellezza delle ville, pensiamo alla Malcontenta di Palladio, alla sua bellezza drammatica e tragica. Diceva Mario Rigoni Stern, che ad Asiago chiamano Mario Stern, chiamavano, che l'anno scorso ha compiuto 100 anni e lo hanno già dimenticato, diceva che per piantare Venezia sono state distrutte le foreste delle montagne delle Alpi di Levante, le nostre, depredando le valli, riducendole in miseria. Provate a pensare alla fluitazione degli alberi che partivano dal Cadore, dai confini con l'Austria, dal Tirolo, e attraverso la Piave, io non dirò mai Piave, è la Piave, come la chiamava anche Vivaldi, la Piava, e anche Verdi, attraverso la Piave arrivavano a Venezia. Noi diciamo le zattere, ma perché chiamiamo le zattere? Perché arrivavano le zattere dei tronchi con sopra la gente che faceva il viaggio di giorni e notti, partendo dalle valli, arrivando a Venezia attraverso un canale scavato apposta per portare alberi e alberi e alberi da piantare. E chi piantava alberi era sicuro di avere un lavoro. Venezia è cresciuto così. E poi è arrivato il declino della Serenissima, che è cominciato verso la metà del 1700, un poco prima, e già Antonio Vivaldi è andato a morire proprio in quel tempo, è andato a Vienna a morire, pensate, nel 1741, ma non siamo certi, perché è morto in povertà. Diceva, andandosene, che Venezia era stata ridotta a una vergogna di pettegoli. Forse in parte lo è ancora, basta che pensiamo alla vergogna del Mose, lo è ancora una vergogna di pettegoli e di profittatori. Pensate che c'erano due fratelli di cognome Marcello, e qui prendo il libro che ne parla, di cognome Marcello, Alessandro e Benedetto, dilettanti di musica, e noi sappiamo che nessuno è più pettegolo di un dilettante. Ora che tutti scrivono romanzi, siamo strapieni di poesie. Pensate che in Italia si stampano 200 romanzi al giorno e i romanzieri vogliono affermarsi. Quest'anno, per non fare torto a qualcuno, la cinquina del Campiello l'hanno aumentata, sono arrivati a 7. Stanno che vieni sarai 14, perché non bisogna scontentare gli editori oppure gli scrittori che si pagano i libri. E c'erano questi due fratelli dilettanti, torvi, ricchissimi, il più vecchio Alessandro era un magistrato, che giocavano a prendere in giro Vivaldi, il purissimo Vivaldi, ve ne parlerò dopo, purissimo, lo hanno accusato di tutto, e Vivaldi veniva preso in giro con gli anagrammi, V-I-V-A-L-D-I, 7 lettere, e diventavano, questo è il libro che lo racconto, la vidvi, dovindavi, indovina dova, reverendo indovina, perché era prete, per fortuna c'era chi lo difendeva. Era un gruppo di devote che lo accompagnavano. Questo gruppo era, potremmo dire, formato dalle badanti di Vivaldi, che soffriva di asma e che non riusciva quasi a camminare, e che quando si spostava doveva avere degli accompagnatori che gli reggevano le carte,
le musiche, ne ha scritto tante. Stravinsky, un genio, sepolto a Venezia, insieme a Diaghilev, Stravinsky ha detto, e lo hanno frainteso, che Vivaldi ha scritto 700 volte la stessa musica, ma si è spiegato male. Ha scritto per 700 volte la stessa forma della musica, vale a dire un allegro di 3-4 minuti, un adagio di 2 minuti e un allegro di 2 minuti, perché le musiche e i concerti di Vivaldi non duravano mai più di 9-10 minuti, perché Vivaldi sapeva che oltre quella durata la gente si distraeva. A salvare Vivaldi da un oblio, da una dimenticanza di 2 secoli, è morto nel 41 e nell'800 lo ha ricordato soltanto Giuseppe Verdi. Pensate che scoperta meravigliosa, soltanto Giuseppe Verdi. E nel 1945, alla fine della guerra, quando i trionfalismi del fascismo si sono acquietati con la sconfitta, un musicista veneto di nome Gianfrancesco Malipiero, che abitava ad Asolo, insieme con un altro musicista vicentino, Arrigo Pedrollo, e un certo Efrichian, di origine armena ma nostrano, veneto, hanno detto andiamo a cercare Vivaldi, e hanno cercato e hanno trovato musica ovunque, dappertutto in Europa, nelle chiese, nei teatri, anche a Venezia, ma dimenticate. Ecco, Vivaldi per 2 secoli è stato nessuno, ignorato, però Verdi, e questa è una scoperta recente, Verdi lo ha amato per poco, ma lo ha amato. E noi ora sentiamo ancora l'inizio di questo nostro incontro, questa musica che dice sdrucciola, sdrucciola, amami, sdrucciola, sdrucciola. Dico delle parole perché possiate riconoscere. Risentiamo questa partenza. Questo è un andante, che significa la parte centrale di un concerto, perché Vivaldi ha inventato il concerto. Il concerto non è una manifestazione, un evento come dicono oggi, il concerto è una forma musicale che si dice tripartita, un allegro, così, il secondo movimento, il terzo, la tripartita. Nessuno l'aveva fatto prima e Vivaldi ha obbligato la gente ad ascoltare in silenzio e soprattutto a capire, perché spiegava. Ecco perché si è fatto tanti nemici tra i dilettanti che si inventavano artisti e musicisti come i fratelli Marcello, che lo prendevano in giro anagrammando il suo nome. Vivaldi ha sofferto tanto, ma tanto, sia per la salute cagionevole, sia per i pettegolezzi. Negli ultimi tempi, Vivaldi, questi tempi, ha subito più di tutti i musicisti del passato l'accanimento dei cosiddetti filologi, i nemici
i distruttori, gli insofferenti del suono della bellezza. Il suono della bellezza è questo. È la dolcezza, è comunicare la serenità. Ma sentiamo dei complessi. Proprio arrabbiato. E c'era il maestro Scimone, io ho imparato tutto da lui, perché a un certo momento ha capito che ero in crisi, mi ha chiamato a Padova, ha detto dai Beppi che andiamo in Australia insieme, e abbiamo fatto un giro, Australia e Giappone e Cina, poi siamo tornati e mi ha fatto suonare, io che non sono mai stato bravo a suonare, perché io ho studiato musica per ordine di mio papà e mia mamma, perché a 14 anni mi hanno controllato che andavo a scuola superiore e hanno parlato con i professori che hanno detto se lo tieni a casa che non capisce niente. E allora mia mamma, mio papà e mia sorella, che ha 2 anni più di me, ha detto beh, cosa facciamo? Beh, allora se non capisci niente è meglio che studi musica. E io ho obbedito. Perciò sono qua stasera a parlarvi di musica per obbedienza. È stata la mia fortuna, perché Scimone mi ha insegnato a parlare e a dire e a far capire chi ascolta. In Cina, quando abbiamo cominciato, immancabilmente con la primavera, i cinesi parlano sempre. Io che suonavo il clavicembalo vedevo 2000 persone che muovevano la testa, sapete, tutti col caschetto nero, perché si parlavano. Scimone si è fermato, sapeva 15 lingue e mi ricordo che ha detto scusate, disturbiamo se suoniamo? In Giappone invece, i giapponesi erano abituati alle loro interpretazioni di Vivaldi, che era un po' duro. Loro per dire sì dicono hai, pensate, mi è venuto bene, hai, c'è paura, e Scimone, ricordo, eravamo in una bella città del sud che si chiama Fukuoka e abbiamo suonato il secondo tempo dell'inverno e i giapponesi chiacchieravano. Perché? Perché eravamo vicino al Fujiyama ed era nevicato. E dico, oh sì, c'è tanta neve. Difatti questo è il suono della neve, è il canto che dice che bello che è stare in casa mentre fuori nevica e piove. E ricordo che Scimone si è fermato e si è messo a parlare in giapponese e ricordo 2 parole, momo vuol dire fiore di pesco, e poi ha detto no, sakura vuol dire fiore di ciliegio, e ha detto la neve adesso viene sopra di noi, ma poi spunteranno i fiori di ciliegio, sakura, e i fiori di pesco, momo. Poi ce l'ha spiegato e i giapponesi hanno fatto sì e hanno obbedito. Il Giappone è l'unica nazione al mondo che dopo aver perso la guerra si è vergognato e ha cambiato mentalità, e il Giappone è l'unica nazione al mondo che ha i ragazzi delle scuole in divisa, figuratevi, in divisa, è una cosa anche commovente ma piuttosto rigida. Ecco, Scimone diceva a quelli che facevano la primavera così, me lo sono scritto perché l'ho sentito tante volte, la primavera non erompe, non scuote, non squassa, non sconcerta, non disturba. La primavera accarezza amorevolmente, lusinga delicatamente, vezzeggia con soavità,
intenerisce, dà piacere, ecco, dà piacere. E questa è la primavera di Vivaldi, che ha incantato il mondo, e noi ora la sentiamo suonata dai solisti, l'inizio numero 2. Poi va avanti, la primavera va avanti, c'è il secondo movimento. Come dicevo prima, Vivaldi ha inventato il concerto tripartito, che vuol dire 4 minuti, 3 e mezzo di allegro come questo, che è un allegro dolce, poi un adagio pensoso e poi un allegro finale. L'adagio pensoso qui è bellissimo perché Vivaldi ha scritto: dorme il caprar col fido can alato, non è il cane con le ali, il can vicino a lui. E ha scritto una musica dove c'è l'abbaiare del cane, e così, e il cane fa bow, bow, e ci sono i complessi e il cane sembra un coccodrillo. Sentite come è realizzato qui il momento. No, prima sentiamo i solisti che hanno un cagnetto buono, malleabile, sentiamo. Sentite, pom, pom. Sentite il cane, bow, bow. Passiamo all'altra traccia, Silvio è paziente, e sentiamo invece che teghe mollano i filologi. Il cane è un cane che sbaia, cioè un cane che abbaia, non morde, allora lo fanno abbaiare, sentite che botte. Per necessità di studio era figlio di un barbiere che suonava bene il violino e altri strumenti. Per necessità di studio, perché non c'erano soldi, è stato messo in seminario ed è diventato prete. È nato nel 1678 e nel 1702 o 3, non si sa bene, è diventato sacerdote. Io non giuro mai, perché non si sa mai, però qui vi giuro che dagli studi fatti dal maestro Scimone, anche da me, e soprattutto da 2 libri che vi raccomando. L'autore si chiama Enrico Maria Sardelli, ricordatevi le Sardelle, è di Sellerio, l'editore, vedete i libretti di Sellerio che sono belli anche da vedere, e sono 2 libretti dedicati a Vivaldi. Il primo si chiama L'affare Vivaldi, perché ci hanno mangiati in tanti, e il secondo Il ritratto di Vivaldi. Cercateli, perché quello che vi dico stasera potrà magari incuriosirvi, però cercatelo Vivaldi. E qui questo giovane è un giovane toscano, bellissimo, con tanto di barba, adesso che non ha la barba, però è curata, e dice la verità, dice era un uomo puro, non poteva dir messa perché soffriva d'asma, difatti appena nato
La levatrice, allora non si nasceva in ospedale, ha detto al papà barbiere di dargli l'acqua in casa si diceva, l'acqua in casa. Allora il papà lo ha asperso d'acqua dicendo ti battendo, ha detto qualche formula inventata, gli ha messo nome Antonio Lucio, perché a Venezia Lucio è un nome molto diffuso, come Luana in Padania. Ecco, allora molto diffuso Lucio, Antonio Lucio, e poi dopo 2 mesi, quando hanno capito che non moriva, l'hanno portato in chiesa e l'hanno battezzato, dice, con gli esorcismi, cioè il sale sulla bocca, la roba sugli occhi, tutte le robe che si fanno, ed è la liturgia che hanno inventato. Io ci credo e quando la vedo sorrido un poco, specialmente i bambini che magari sono bravi i bambini a portare pazienza nei battesimi collettivi, fanno di quelle scorreggette che sono meravigliose. Ecco, e allora il prete dice oh! Ed è il corredo alla liturgia. Ecco, l'hanno battezzato e poi, andando avanti, l'hanno messo in seminario, dove ha imparato bene il latino, il greco, tutte le materie, e soprattutto a suonare il violino. Quando è stato prete non poteva dire messa, difatti il vescovo di allora lo ha esonerato dalla Santa Messa, perché non resisteva in piedi, doveva sedere. Ha detto, tanto lo so che tu il breviario, ricordate il breviario, adesso non lo recita nessuno o quasi nessuno, so che lo dice, difatti per tutta la vita, lo dice Sardelli e io mi fido, ha recitato il breviario, che sono i salmi, gli inni e i cantici della fede. Poi lo hanno mandato come insegnante di un istituto dove mettevano le ragazze un poco sventate, le orfanelle, lo chiamavano l'ospedale della Pietà, e lì ha insegnato alle ragazze a suonare e a cantare. Ha scritto più di 700 composizioni, più di 700, a suonarle tutte non basta un secolo, ed era talmente veloce nello scrivere sempre seduto perché non riusciva a stare in piedi, che i copisti che distribuivano le parti non riuscivano a stargli dietro. E vedeste con che precisione, con che pazienza, con che sapienza ha scritto queste cose. Poi ha fatto 2 viaggi col papà per farle stampare ad Amsterdam, a Vienna, è andato, le hanno stampate e sono capitate tra le mani di un suo, potremmo dire quasi coetaneo, ma aveva 5 anni di meno, Johann Sebastian Bach. Bach ha conosciuto la musica di Vivaldi e se n'è innamorato. Ha detto una frase che è storica, Die Zukunft, questo è il futuro, perché Bach ha capito che era la musica del futuro. Pensate che Bach ha scritto questa musica. No, scusate. Questa è una cantata di Bach. E adesso io vi suono un pezzo di Vivaldi e un pezzo di Bach. Vivaldi. E Bach. Non è che uno abbia ispirato l'altro, ma Bach ha capito che la strada aperta da Vivaldi era quella giusta. Torniamo all'inverno. L'inverno comincia con delle piccole note, piccolissime, che sono così. E Vivaldi mette vicino una parola, dice fiorire, e ciò.
come tremare, così. Poi avanti, e poi il violino, la felicità di dire piove, se piovesse anche da noi, con questi campi intorno, c'è da piangere, veramente, speriamo. Continuano ad annunciarle i maghi della televisione, ma non gli indovina una, non piove mai. Ecco, allora sentiamo come i detrattori che suonano Vivaldi fanno sentire la pioggia dell'inverno. Una cantante dopo, perché è una grande. Questi non sono tanto lontano da noi, non sono di Treviso, sono appena di là delle montagne. E quando sono andato a sentirli, sapendo che io sono discreto esperto, ho detto, ma sentiteli, perché date queste teghe? Noi diciamo teghe, dammi una tega, no, una volta. Hanno confuso le teghe con i bacelli dei fagioli, e teghe, noi ne facciamo teghe. Sentiamo ancora questo numero 7 che è un'offesa a Vivaldi. Poi parte il violino, sentite, grazie, è una cosa ignobile, eppure suonano così nei concerti. E sentite i solisti veneti, con la mano delicata di Scimone, sempre lo stesso passaggio. Ed è un vibrare emozionante, perché poi non fanno. Vivaldi è tenerezza, ma è anche forza, e anche nella giusta sensualità. Non crediate che un sacerdote non abbia desideri, però se è educato bene, se crede, si trattiene. Ci sono tanti. Io ho sempre fatto l'organista di chiesa per obbedire ai miei genitori e lo so. Ora sentiamo un Alleluia scritto da Vivaldi, da un'opera famosa, cantato dalla Cecilia Gasdia di Verona, che attualmente è la sovrintendente dell'Arena e che si è data tanto da fare, e finalmente ha riportato a Verona i giapponesi, perché non andavano più, con la confusione anche politica che c'era, e quest'anno le opere in Arena ci saranno. Sentiamo questo Alleluia meraviglioso, pieno di fede.
Vivaldi ha inventato anche quello. Poi hanno copiato tutti, Mozart, Verdi che faceva fare delle acrobazie terribili ai suoi cantanti, li sceglieva e soffriva perché non lo obbedivano. Però avete sentito? Oh, oh, no, una musica vibrante, bellissima, la voce della Gasdia non ha più questa voce, sono passati gli anni, questa è una registrazione fatta con i solisti veneti circa 40 anni fa, l'abbiamo fatta a Parigi, perché Scimone si fidava dei registratori italiani, come io mi fido di Silvio Scacco, mio carissimo amico e protettore di Vicenza, ma a Parigi amavano Vivaldi più di noi. Perché? Perché nel 1720 circa ha scritto una cantata dal titolo La Senna festeggiante. La Senna, il fiume che attraversa la città, la Senna festeggiante. Una cantata meravigliosa dove dentro ci sono pezzi di bravura. Sentiamo ancora questo inizio di Cecilia Gasdia. Non è musica liturgica, è musica sacra, perché noi che ascoltiamo in chiesa delle cose poco adatte, dovremmo dire è musica liturgica o musica sacra. Bisogna distinguere. La musica liturgica è quella che prosegue con il rito, con la Santa Messa, con ciò che si fa. La musica sacra è quella che usa testi della Bibbia, del Vangelo, per dire della fede, ma non sono musiche adatte a essere inserite nella Santa Messa. Questo a Roma non l'hanno ancora capito e sono passati ormai 70 anni dalla fine del Concilio. Chissà che qualcuno glielo spieghi. Ecco, non so se voi la domenica in chiesa sopportate tutto. Per me è una sofferenza sentire cantare certe cose. Ecco, però questa è musica sacra. Questo libro si chiama Estro Armonico, è una edizione moderna. Contiene 12 concerti, 12. Questi 12 concerti sono formati da allegro, adagio, allegro e sono concerti. Perché si chiamano concerti? Perché mettono insieme gli strumenti e un solista o 2 o 3 o 4 solisti. Cosa vuol dire? Concertare. Per la prima volta, mai nella storia era accaduto. Ha inventato Vivaldi il concerto e poi dopo Vivaldi hanno copiato, tutti si sono ispirati. L'Ottocento, pensate ai concerti di Beethoven, ai concerti di Chopin, pensate ai concerti di Mozart col pianoforte, pensate a cosa hanno inventato i grandissimi della musica fino al Novecento. Il concerto suona uno solo e tutta l'orchestra aspetta oppure dialoga. Concertare è stato Vivaldi per la prima volta che faceva suonare le ragazze della Chiesa della Pietà nascoste da una grata. Perché? Perché dovevano non farsi vedere, però tutti tiravano il collo e guardavano queste bellissime ragazze, anche sfortunate, ma fortunate di avere un grande maestro come Vivaldi che scriveva la musica per loro e ha insegnato a loro a suonare anche gli strumenti a fiato, il flauto traverso, l'oboe, il fagotto, il corno, e ogni tanto faceva fare l'assolo a questi strumenti inventando il concerto. Qui adesso ascoltiamo
ciò che ha sconvolto Bach. C'è un concerto per 4 violini che parte con un tema una cosa terribile, 4 violini che suonano uno alla volta e poi l'orchestra riprende. È stupendo. Questa musica ha sconcertato il concerto, ha sconcertato Johann Sebastian Bach. Prova a far sentire l'inizio. Sentite, parte il violino. E partono gli altri. Bach, quando ha visto questa musica, era stata pubblicata a Praga, pensate, Bach non viveva tanto lontano da Praga perché non si è mai mosso. Bach ha fatto solo 2 viaggi da casa sua fino ad Amburgo e è tornato a casa. È nato ad Eisenach, dove Lutero ha esposto le sue tesi, in Turingia. La Turingia è la zona più tranquilla della Germania, ha avuto soltanto una tragedia. E in un posto che si chiama Hutdorf hanno inventato un campo di sterminio. In Germania c'erano 100 campi di sterminio, non solo Auschwitz e Buchenwald o Mauthausen o Dachau, c'era anche Ohrdruf, c'era Sachsenhausen. I nazisti hanno ucciso 6 milioni di persone solo perché avevano un altro cognome. Li hanno uccisi nelle camere a gas e tutto. E vicino a dove è nato Johann Sebastian Bach, era figlio di un fornaio. Bach in Turingia, è stupenda la Turingia, è sotto la zona dove c'è la città di Dresda. Dresda è stata distrutta in 3 giorni di bombardamenti dagli americani, e gli americani, per dire guardate che sbagliate quello che fate, allora vi uccidiamo tutti, hanno bombardato anche Treviso, ricordate, perché si sono sbagliati, dovevano bombardare Tarvisio, ma con la lingua non si sono capiti e sono arrivate le fortezze volanti e hanno distrutto questa città che è stata ricostruita stupendamente. Facevano questi doni gli americani, come li fanno adesso, perché la guerra che c'è adesso, che non crediate che sia di possesso, è per consumare le armi, perché chi costruisce le armi, padre Turoldo, il mio salvatore nella fede, padre Turoldo ha scritto una salmodia che comincia così, non ve la canto perché stasera ho poca voce, ma dice così: giurano tutti la pace sulla Bibbia e intanto fabbricano armi. Guardate che questa guerra è fatta soltanto per consumare le armi. Se non le vendono, a chi le danno? Ecco, perciò dobbiamo essere coscienti delle bugie e dell'ipocrisia di quelli che ci comandano. Ora pensate un poco, Bach in Turingia, che gli arriva un fascicolo chiamato L'estro armonico e guarda e suona. E avanti. E dicono addirittura che abbia pianto. Ha detto Die Zukunft, questo è il futuro. In tedesco futuro è femminile, questa è la futuro. Non era transgender, è la futuro. Ecco, allora, questo è il futuro della musica, il concerto inventato da Vivaldi. A Venezia non è che l'abbiano tanto capito e lui se n'è accorto e quasi ha cambiato mestiere. Sentiamo questo inizio del concerto per 4 violini e orchestra.
novità. Nessuno aveva fatto così prima. E questa musica è capitata nelle mani di Bach, che aveva poco più di 22-23 anni, cominciava già a far figli, perché ne ha fatti 20, pensate, era veramente un toro focoso. Morivano quasi tutti i bambini, però lui si è sposato 2 volte, era terribile, e quando andava a inaugurare gli organi lasciava a casa la moglie, e la moglie si arrabbiava e diceva: io come mai mi lasci a casa? Allora lui descriveva degli esercizi al clavicembalo e diceva: studia che quando torno ti interrogo. Ecco, Bach era fatto così, era un po' focoso. E Bach ha trascritto questa composizione per 4 clavicembali. Qui è in Si minore ed è difficile per la diteggiatura, allora l'ho abbassato in La minore. Parte un clavicembalista. Quattro clavicembali, immaginate, 4 clavicembali con l'orchestra che risponde, una meraviglia, mai fatto da nessuno. E Bach, ispirandosi da Bach, da Vivaldi, lo ha realizzato. Sentiamo l'11. Sente tanto pulito perché è una registrazione un po' galoppante, però Bach ha trascritto tanta e tanta musica di Vivaldi. Bach in quel tempo non scriveva musica da chiesa, non era obbligato alle cantate domenicali a pagamento. E allora cosa ha fatto? È andato alla corte di Weimar. Weimar si trova nell'Alta Turingia, dove ormai si va verso Berlino. Weimar è una città stupenda e a nord di Weimar c'è Buchenwald, che significa foresta di faggi. Buch è il faggio, Buchen sono i faggi. Io sono andato a vedere, era la città di Goethe. Goethe andava a letto con le contesse a Weimar e a un certo momento si è trovato talmente impegolato che è scappato di notte e ha fatto il viaggio in Italia e non l'hanno trovato. Ecco, Goethe era un amatore formidabile e quando si impegolava troppo, per non dire sì ti amo, scappava. Ecco, era proprio un vero artista. Allora pensate, sopra Weimar, una città dentro le mura, vedeste che colline ha intorno, si apre verso nord Buchenwald, la valle dei Faggi, dove hanno sterminato 280.000 ebrei, compresa la figlia del re d'Italia, che aveva sposato un nazista, un certo Assi, ha sposato e l'hanno fatta morire lì. Ecco, a Weimar Bach era al servizio del principe e aveva tempo per trascrivere la musica di Vivaldi. Sentiamo ancora questo inizio dei clavicembali, magari con un po' più di volume. A Venezia non era tanto amato. I veneziani, e qua cito ancora Mario Rigoni Stern, mi diceva: sento Beppi, che in Asiago non mi vuol bene, da su dicono in Asiago, non mi vuol bene, i gelosi. Ah sì, gelosi di cosa? Che è successo? Non me lo perdona, Montanari. Difatti, se andate ad Asiago, magari domenica, gli asiaghesi, che sono simpatici e hanno tenuto bene
la città abbastanza, a parte qualche condominio di più, gli egievesi ci guardano e dicono: ciao, se arriva un zaleto, e zaleto saremmo noi perché siamo pallidi, e ci chiamano foresti o zaleti. Quando andava a Celentano, che era di carnagione abbastanza scura, diceva: beh, insomma, ed è un zaleto un pochettino scurio. Quando ha abitato Armano Olmi, che era pallido, si è fatto la casa vicino al Mario Stern, dicevano: oh, Coccan, quello lì non le può stare al sole, non si è trovato tanto bene. Ecco, dicevo che lassù noi dobbiamo imparare la fraternità, la fratellanza, cosa che non c'era intorno a Vivaldi nella prima metà del Settecento. Allora cosa ha fatto? Doveva pur vivere, mantenere delle sorelle, il papà che non lavorava più, e si è messo a comporre opere. Ne ha fatte 46, che duravano 3 o 4 ore l'una, per cantanti, scene, costumi e storie. Qualcuno dice che sono 90, ma è che alcune le ha un po' impasticciate, ma senz'altro quasi 50. Di queste ne conosciamo senza dubbio 7. Io ne ho suonate 5. Una, la più bella, l'Orlando Furioso, l'ho suonata perfino a Houston, in Texas, con i solisti veneti. Siamo andati a New York, siamo andati ovunque, con una delle più grandi contralto che ci sia nel mondo, Marilyn Horne, una cantante proprio spaventosamente brava, si può dire, si può usare l'ossimoro. Ecco, noi dobbiamo pensare che Vivaldi ha abbandonato il lavoro di insegnamento all'ospedale della Pietà e si è messo a fare l'impresario di se stesso, facendo un sacco di debiti. Però ha inventato l'opera che poi sarebbe stata quella di Mozart, quella di Verdi, quella di Rossini. Ha inventato la struttura dell'opera, che comincia con una sinfonia, che poi va avanti con le arie e i recitativi. Cosa sono i recitativi? I recitativi c'era il clavicembalo, il pianoforte che faceva: stasera mali calli, chissà cosa dirai, andiamo a mangiare che ci fa bene. E poi avanti: sì, ho visto tua nonna, poveretta che vecchia, ma tua moglie le somiglia. Avanti, questo è il recitativo. Finito il recitativo, durante il recitativo la gente chiacchierava, perché tanto sapevamo la storia. Finito il recitativo, e allora c'era l'aria. Tutto ciò che poi è stato di Giuseppe Verdi, di Bellini, di Puccini, di Rossini prima. La struttura dell'opera l'ha inventata Vivaldi. Sentiamo qui come comincia un'opera che si chiama Arsilda, regina di Ponto. Lui deve cominciare e fa fare ai violini. Così tanto per dire, intanto la gente si senta. Ecco, possiamo cominciare. Questo è il primo movimento della sinfonia. La sinfonia, sapete, no, avanti l'opera, poteva durare anche 10 minuti. C'è la sinfonia del Nabucco, comincia così e non finisce mai, però deve creare l'atmosfera. La sinfonia preparava l'ascolto a sipario chiuso, poi quando finiva la sinfonia si apriva il sipario e cominciava l'opera. Questa sinfonia, da questa opera,
ha un secondo movimento che Verdi ha ascoltato per caso. È una melodia stupenda scritta da Vivaldi. Io ve ne suono un pezzettino e poi Sergio vi fa sentire. Perché? Perché dico che è bella? Perché ci commuove. È così. Sentiamo. Il terzo movimento è allegro. Per finire, e poi finisce tom pom pom pom, aperto il sipario e avanti. Dove vai, cosa fai? E cominciava l'opera. Ora, dire di Vivaldi è indispensabile dire delle sue invenzioni. Ha inventato tutto, die Zukunft, ha inventato il futuro della musica. Però pensate che quando è morto nel 1941 a Venezia l'hanno appena saputo. A Venezia cominciava il declino. Il declino di Venezia, guai a parlarne, ma Venezia è affondata, no sotto acqua, adesso sta sotto acqua col Mose, perché è già ruggine. Scriveremo la festa della Rusene, ecco, ma Vivaldi ha inventato tutto e poi è scappato perché ha capito che Venezia si stava dissolvendo nella corruzione e nella mancanza di fantasia. Però, come sempre, quando qualcosa affonda, sapete, scappano i topi, ma i pazzi rimangono. E cosa hanno fatto mentre Venezia affondava? Hanno costruito il teatro della Fenice. Costruiamo un teatro. Ormai Venezia non ha più nessuno, ormai Venezia non conta più niente, la Serenissima è andata, facciamo un teatro. Ecco, perciò la contraddizione. Stiamo andando sotto acqua, facciamo il Mose, non funziona, ma non importa, intanto l'abbiamo fatto. Ecco, Verdi, quando ha scritto la Traviata, l'ha presentata alla Fenice nel 1853. È stato un fiasco. Perché è stato un fiasco? Perché la Traviata, Violetta, che muore di tisi, era piuttosto corpulenta, e ogni volta che diceva oh me la fanno come la fanno c'era qualcuno impossibile, il logione la prendevano in giro. È stato un fiasco. Alla fine Verdi, era marzo del 1853, ha detto lasciate stare, è un'amarezza, ma quest'opera camminerà da sola. È l'opera più femminista, più coraggiosamente femminista di tutta la storia dell'opera lirica. Le parole sono di un muranello, veniva da Murano, un barbuto di nome Piave, di cognome, figurate come chiamassi Tagliamento, oppure Brenta, oppure Francesco Maria Piave, un ottimo poeta che ha scritto le parole della Traviata. Francesco Maria Piave ha scritto le parole di Sempre libero, eccetera, e Vivaldi ha cominciato, ha ispirato anche Verdi. Verdi, quando ha fatto quel fiasco
quella prima rappresentazione di Traviata, ha pensato, dov'è che non funziona? Si è accorto che al terzo atto, quando Violetta è a letto e sta per morire, e che cantano Parigi o cara noi lasceremo, che è una bugia, perché lui, Alfredo, sa che sta morendo, arriva anche il suocero, il dottore finge che andrai, va bene, sì, farai vacanza, farai la convalescenza, ma lei dice che è bugiardo e sa che deve morire. Lì ha preparato un preludio che i veneziani non hanno capito. Il preludio è questo. E poi attenzione. È la musica che ha scritto dopo, perché a questo punto, che preparava il terzo atto della morte di Violetta, i veneziani nel 1853 non hanno capito, si sono messi a ridere e lui ha detto devo riscriverlo e ha scritto questo. Aveva mandato un biglietto a Francesco Maria Piave, Verdi era un uomo coltissimo, e ha scritto: chi aveva chiesto 4 strofe in quartina di alessandrini tronchi settenari, con l'appoggio sulla seconda e sulla quinta. La musica è bella e pronta e tu mi mandi lo sdrucciolo. Bevi meno, mio bravo poeta. Cos'è l'alessandrino? Di Provenza il mare e il suolo. Sapete quando Germont tronco, perché nella poesia ci sono i versi, verseggiare, la sinalefe, la dialefe, dieresi, sineredi, alessandrino, tutte le forme poetiche che permettono ai musicisti di inventare la melodia. E questo aveva scritto, ma aveva avuto una fortuna Verdi, che Francesco Maria Piave di Murano conservava dei fogli di quella sinfonia che abbiamo sentito e li ha fatti leggere a Verdi, perciò quando c'è ecco Verdi e Vivaldi sentite che ha la stessa atmosfera, non è che abbia copiato, si è ispirato. Questa è una recentissima scoperta fatta da questo genio che dovete trovare, che si chiama Sardelli di cognome, cercatelo. È una meraviglia dire anche Verdi si è ispirato a Vivaldi, che per 200 anni è stato dimenticato. Ecco perciò sentiamo adesso, andiamo avanti, dopo questa rivelazione, e sentiamo un oratorio. Oratorio vuol dire invenzione sacra, è la storia di Giuditta che taglia la testa a Oloferne per liberare il suo popolo e comincia così con i timpani. Sentite che Vivaldi poco consueto. Poi entra il coro.
dura un'ora e mezza, un'ora e 70. Io l'ho suonato a Padova, quei solisti, e dentro ha il finale che è splendido, che dice pom pom porom pom 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 porom pom pom, con le trombe, sentiamo, Silvio, ecco. Il coro. È una musica vivaldiana, proprio potremmo dire travolgente, addirittura eroica. E ci sono stati dei miei amici di Treviso che hanno inventato l'inno veneto su questa musica. Una bandiera, una lingua, una storia, e ne possibilità, possa e gloria. Sentiamo l'inno veneto con questa musica. Il Veneto è una lingua stupenda. Io non capisco perché nelle nostre famiglie ai bambini che hanno 2 mesi, 3 mesi, che sono soltanto cacca e latte, si parla in italiano. Ditemi voi, anche ai cani che parlano in italiano, vieni qui e non abbaiare fido. Io ogni tanto vado a farmi fare le ricette dal dottore e sono le mamme che parlano in italiano ai bambini inquieti, bellissimi. Stai fermo, Filippo, stai fermo, ti ho detto, ma cosa hai oggi? Spira, mamma. Lei mi ha guardato e ha detto, lui che sa le lingue, cosa vuol dire spira? E vada a grattarsi. Spira, mamma, i bambini sanno il dialetto, ma in famiglia parlano in italiano perché credono che poi facciano bene a scuola. Invece no, perché non scrivono più a scuola, usano sempre. Avete visto che anche a messa, per tenere i buoni i bambini, gli danno in mano WhatsApp, che sta lì a pestare. È cambiato tutto, nessuno si guarda più in giro, ma siete così. Ecco. Il dialetto, Trevigiani, il dialetto è stupendo. Dentro questo canto c'è anche cei e veci. Che cosa vuol dire cei per noi vicentini, che non sappiamo cosa voglia dire cei? Ceo. Noi diciamo Tosetto, a Verona dicono Marcarot, a Venezia dicono Fantuin, ecco. A Belluno dicono Bolin. Perciò queste rivelazioni del dialetto, parliamolo il dialetto. A me piacerebbe tanto parlare sempre il dialetto. In casa mia c'è sempre parlato il dialetto, anche se mia mamma non era veneta, l'ha imparato. Insegnate il dialetto ai bambini e ai ragazzi, dite che fare l'amore in dialetto viene meglio, vi assicuro. Ecco, ora andiamo avanti, ci avviciniamo al finale, e il finale comprende una invenzione vivaldiana con una specie di flautino che si chiama salmoè. Sentiamo? Questa è dentro l'oratorio che dicevo prima, che è stato sfruttato anche per fare l'inno veneto. Ha scritto concerti a titolo, concerto alla rustica, con un ballo di contadini, un concerto chiamato il Gardellino, no Cardellino, il Gardellino. Sentiamo l'inizio del Gardellino, dove c'è il flauto che faceva po, e il flauto. E poi il
flauto che dipinge il cielo della felicità. Sentiamo. La musica di Vivaldi è stata pubblicata tutta a partire dal 1945, finita la guerra, un grande musicista veneto, Malipiero, un altro vicentino Pedrollo, un altro naturalizzato veneto e frichiano, e i musicisti hanno capito che 200 anni di silenzio sono stati un grande peccato verso quest'uomo innovatore e inventore. Tutti i suoi concerti sono pubblicati in questi, io ne ho un pacco così, e ogni tanto, per tirarmi su di morale, mi suono Vivaldi, qualche adagio che mi fa anche commuovere, e poi ritrovo quello che è stato il pezzo di inizio, che dice: sentite? Sdrucciola, 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 baciami, sdrucciola, sdrucciola. Cioè, quando ripete lo stesso inciso, lo stesso frammento, possiamo dire la stessa parola. E quando fa invece, possiamo dire altre parole, e questa è la poesia spontanea che nasce seguendo questa musica. Adesso l'amico Barison viene a raccontarvi cosa succederà da questo momento in poi. Intanto ascoltiamo dolcemente questo passaggio ancora, l'ultimo. Da Venezia, che era la primavera del 1741, anzi 40, è andato a Vienna dove gli avevano promesso lavoro. Quando è arrivato lassù l'imperatore è morto, anzi lo hanno ucciso con piatto di funghi avvelenati e l'hanno sepolto in fretta e non si sa neanche dove sia sepolto perché l'hanno messo nel cimitero dei poveri come Mozart. Ma questo ha poca importanza, però noi che abbiamo avuto questo grande genio non sappiamo neanche dove andarlo a piangere, magari così, con un soffio di cielo. E l'unico monumento fatto a Vivaldi è a Vienna, in piazza Roosevelt, vicino alla chiesa votiva, quella con quei due pinnacoli. Una piazza caotica, piazza Roosevelt, con un traffico tremendo, andate a vedere. È un monumento offerto dai Lions di Venezia, fatto nel 2001, e ci sono 3 figure di marmo di Carrara. C'è una che pare che stia segando un contrabbasso, così, sta segando perché non c'è, ha un architto che ha un segaccio, un'altra che pare che suoni il violino ma non si sa se stia guardando il cielo oppure strizzando il violino, e una seduta che dovrebbe essere una che pizzica la viola. Basta la buona volontà, sì, ma nessuno lo guarda, perché è assurdo. In Italia non sono ancora riusciti a fare un monumento a Vivaldi, ma è meglio non fare monumenti,
perché poi magari viene qualcuno incazzato e li butta giù, come succede. Ecco, perciò meglio che rimanga nel nostro cuore, e vi prego, Mario Rigoni Esterno, ho cominciato citandolo, diceva: Beppi, ho scritto 20 libri, ma anche di Alpini comincia e continua a leggere solo quello, Il sergente della neve, e sbagliano anche il titolo perché dicono Il sergente della neve. Ne ha scritti 20 libri, 20, l'ultimo è Stagioni, leggeteli, meravigliosi, leggete Arboreto Salvatico per capire gli alberi, leggete l'ultima partita a carte per capire che i nostri soldati sono andati in Ucraina, mandati giù sulla riva del Don, sono passati dove c'è la guerra adesso per consumare le armi. 20 libri e ne leggono solo uno. Vivaldi ha scritto 700 concerti e la gente continua a cercare le stagioni. Cercatelo, amatele, e soprattutto la sera, guardando la luna calante, mentre viene d'estate, pensate che l'estate è fatta anche di temporali, magari dite un'Ave Maria, Santa Maria fa che piova, e chissà che piova davvero. Io credo che noi dovremmo fare un monumento a Renaldi, e un grande applauso ancora, perché se lo merito, veramente. Guardate, una lezione così, io personalmente non l'ho mai sentita. Io credo che andremo a casa tutti e accenderemo subito Vivaldi prima di dormire. Ascoltate, De Mazzi non vuole assolutamente sapere dei social, lo dice sempre, eppure io navigo un po' apposta e vi dico con sincerità, ci sono decine e decine e decine di suoi ex allievi che continuano a scrivere, ma noi quanto fortunati siamo stati ad avere come insegnanti di musica Beppi De Mazzi, e noi abbiamo capito perché. Ecco, grazie a un amico Silvio che mi accompagna sempre in queste affabulazioni e mi rincuora e anche mi consola per quello che dico, grazie. È giornalista, tecnico delle televisioni.